Salve, sono Giacomo La Barbuta, ho 50 anni, di professione faccio l'insegnante di educazione fisica. Sono sposato con Cristina, ho 2 figli, Michela e Marco. Da sempre sono impegnato nel mondo dell'associazionismo e dello sport, dapprima come atleta, poi come tecnico, ora come dirigente sportivo. Ricopro il ruolo di vicepresidente nazionale di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione conosciuto dal CONI. Ho deciso di candidarmi quest'anno per le politiche nella lista di Futuro e Libertà. Questa lista, con capolista il presidente Gianfranco Fini e seguito dall'onorevole Menia, rappresentano le prime 2 posizioni come candidature di bandiera. La mia posizione è la 4ª in lista. Se fossi eletto, la prima cosa che vorrei fare per la mia provincia sarebbe far diventare la provincia di Rovigo un centro pilota per l'accorpamento dei comuni al di sotto di 10.000 abitanti. Questo comporterebbe un forte risparmio di denaro, perché avremo sicuramente una riduzione di uffici e di consigli comunali, consiglieri, sindaci, amministratori vari, senza ridurre poi i servizi alla persona. La stima nostra fa sì che si possa risparmiare almeno 3 milioni di euro solo per la nostra provincia. Questo risparmio potrebbe avere un'ottima ricaduta sull'impatto dell'IMU, che è una tassa che molti di noi abbiamo mal digerito. I principali di cui ha bisogno l'Italia cerchiamo di riassumerle, ma servono molto di più di 5, ma vediamo le cose più importanti. Innanzitutto cambiare l'architettura istituzionale, abolire le province, ma tutte le province, non solo alcune, sono un costo veramente che nessuno riesce a capire perché dobbiamo sostenere. Passiamo alla modifica del far finire il bicameralismo perfetto. 2 Camere sostanzialmente fanno la stessa cosa, è solamente un rallentamento procedurale di snellire lo Stato. Quindi abbiamo bisogno di ridurre le tasse, abbiamo bisogno quindi di ridurre il peso dello Stato sul privato, sul cittadino. Abbiamo bisogno di serenità, abbiamo bisogno di avere più ottimismo e più fiducia nel futuro, perché vediamo veramente che soprattutto nei giovani c'è uno stato di rassegnazione, di preoccupazione, e come genitore dico sono preoccupato anch'io per i miei figli. Che mi sento di fare è, qualora venissi eletto, è sicuramente che rimarrò lo stesso che sono adesso, cioè il Giacomo che tutti conoscono qui a Rovigo, una persona semplice, disponibile, che penserà sempre al territorio nel quale è stato eletto e dal quale proviene.